Passare da 2 a 7 persone ad un team di 7 persone non è facile, raga, ma soprattutto devi... It's me, Samu! Buongiorno raga, bentornati a un nuovo episodio del Samus Vlog. Si vede che avevo il casco, raga. Comunque è un po' di tempo che non faccio un episodio classico. Devo informarvi su un sacco di cose che vi devo raccontare di Edit Media. Prima però ho una call importante. È giovedì e oggi sto lavorando da casa. Mi capita spesso in questo periodo perché con Edit Media stiamo facendo un sacco di cose. Ho bisogno di stare abbastanza concentrato, di avere poche distrazioni attorno, e per quanto amo stare in ufficio ad Highbury con gli altri, tra il viaggio e tra le interruzioni che comunque ti capitano quando si è tutti assieme, perdo un sacco di tempo, quindi in questo periodo non me lo posso permettere, diciamo. Vi racconto un po' di cose, un po' di novità su Edit Media. Prima però volevo dirvi che in parte avevo deciso di fare un esperimento per questo vlog, di mettere, perché mi scrivete sempre un sacco di messaggi sugli haters, come fare a non preoccuparsi dell'opinione altrui sui social, e volevo fare un esperimento. Ho messo un post un po' provocatorio perché mi è arrivato il passaporto inglese e dato il periodo Brexit eccetera volevo mettere un post su un gruppo, però sinceramente mi sono già stufato perché 83 commenti subito, chi mi mandava a quel paese, chi mi scriveva non ce ne frega niente eccetera, quindi ho provato a reggere il gioco un po', ho risposto ai commenti. Questo è il post in questione dove ho fatto vedere il passaporto, ho scritto un po' di cose. Ci tengo a dire quanta gente veramente si mette a giudicare senza sapere, magari appunto era un post per un esperimento, magari no, però la gente scrive, giudica, e a me piace perché lo trovo come un gioco, perché sono abbastanza forte, lo sapete che ciò che dicono proprio non mi interessa minimamente, quindi qualsiasi cosa rispondo, sto al gioco e mi piace. Però mi accorgo anche di quanto possono essere magari cattivi e quanto una persona, se inizialmente in un percorso particolare, in un periodo particolare della propria vita, può dar fastidio e può anche far male. Poi magari sono le stesse persone che parlano di etica, parlano di comportarsi bene, e sono i primi che appena qualcuno fa un passo falso, ecco, vanno ad ammazzarla lì sui social. Raga, un breve aggiornamento sullo esperimento di ieri sul gruppo Italians of London. Sto montando il video e volevo farvi sapere, appunto, dopo 24 ore volevo farvi sapere che comunque alla fine i social sono molto meritocratici. Io nel primo commento in realtà sono stato abbastanza tosto e quindi un po' arrogante, un po' sbruffone. Io però volevo continuare con quell'esperimento, quindi ho modificato un po' il post. È bello vedere come un sacco di gente legge, che ne so, solo la metà del post e quindi poi ti chiede delle domande che tu magari a cui tu avevi già risposto o scritto. È interessante vedere come alcuni rispondono male, iniziano a offenderti senza motivo. Ci sono stati un bel paio di commenti che mi hanno tra virgolette offeso, preso in giro, dato dello stupido. Come gli ho risposto, devi anche saper rispondere a questi commenti, secondo me. È bello come poi tolgono il post perché si accorgono che hanno scritto una cazzata, passando magari dalla ragione al torto. C'è da dire poi anche che, ad esempio, da un post così Traslo ha preso un preventivo, il cliente è molto interessato e magari prenota con noi, magari no, però è veramente un esperimento interessante per mostrarvi che è importante cosa voi volete fare, come vi esponete, che il pensiero degli altri vale zero, e il 90% delle persone non avrebbe fatto quel post, non avrebbe scritto un post così, ma è importante sempre considerare cosa vuoi tu, cosa stai facendo, chi sei, qual è il tuo obiettivo. Poi gli altri possono giudicare. Se tu sai qual è il tuo obiettivo e sai cosa stai facendo e soprattutto sai chi sei, come vi dico sempre, il giudizio degli altri vale zero. Torniamo a ieri, quando vi stavo spiegando di più di Edit Media. Ok raga, trovo uno spazio dove sedermi un attimo, così vi racconto un po'. Non siamo lontani da Trafalgar Square. Non si può dire che ci sia proprio caldo, però siamo a gennaio, quindi ci sta. Allora, è un bel po' che non vi parlo di Edit Media. Mi chiedono spesso, anche quando sono sceso in Sardegna, mi chiedono spesso allora, quindi Edit Media è stata aperta 2 anni fa, quindi ci vuole sicuramente del tempo. La cosa da dire è che negli ultimi 6 mesi abbiamo fatto dei progressi incredibili, e ciò di cui vi volevo parlare oggi è che ho lavorato un sacco a creare il team giusto, a creare
Prima stavo lavorando al servizio, perché come sapete voglio che sia un servizio dove i clienti traggano molto vantaggio. Dopo aver fatto ciò era fondamentale per me creare un team, perché comunque voglio creare la stessa struttura, una struttura simile come ho fatto con Traslo. Voglio che Edit sia automatica, perché vorrei farla scalare molto presto. Quindi cosa ho fatto? Tramite le conoscenze che ho costruito col vlog, tramite alcune persone che seguivo su internet, sono riuscito a creare un team. Ora siamo in 7. Tra l'altro qua mi sto bagnando, arrivando tutta l'acqua della fontana. Allora, ci sono Elena e Alice che si occupano di tutti i nostri copy. Come copy si intendono tutti i testi di cui abbiamo bisogno per Facebook e Instagram. Loro sono specializzate in quello, e quello che ho cercato di fare è costruire proprio un team dove ognuno fosse specializzato in un qualcosa che serve a noi. Abbiamo Alessandro che è l'esperto di Instagram e lui si occupa di far scalare tutti gli account Instagram. Filippo invece si occupa di tutte le campagne ads su Facebook, perché con Facebook, come sapete, possiamo acquisire un sacco di clienti per i nostri clienti. Abbiamo Sara che si occupa di tutta la parte grafica, c'è Mattia che fa da collante tra il team e che posta appunto sugli account. Io al momento sto cercando di seguire un po' i clienti, di creare qualche contenuto a livello foto, video, e lavoro molto sulle strategie con l'aiuto anche di Filippo, e cerco di fare ciò che mi piace di più, diciamo. Ci è voluto del tempo per costruire il team. Come si costruisce un team? Prima di tutto io ho cercato non vado a guardare tanto il curriculum, cerco soprattutto le competenze, ma ancora prima la persona. Se una persona mi piace, so che potrò lavorare con questa persona e si può costruire assieme un qualcosa di forte, che può magari funzionare. Sicuramente avrei risparmiato qualcosa cercando qualcuno dall'India, dall'America, qualcuno che lavori a ore, solo che non si creerebbe la stessa cosa che io voglio andare a creare con Edit Media, la stessa cosa che ha funzionato per Traslo che voglio replicare con Edit Media. Il bello però, raga, è che tutti possono lavorare da casa. Abbiamo un gruppo su WhatsApp, un gruppo su Facebook, e funziona veramente bene per il momento. Ci tengo però a dire, raga, che non è facile e ci vuole del tempo. Ci vuole del tempo perché funzioni, perché tutto metta nel verso giusto, anche perché col marketing, raga, non esiste una formula magica. Se c'è qualcuno che cerca di vendervi qualcosa dicendovi che ha la risposta esatta, vi sta ingannando, perché è sempre una questione di testing, di provare e di cercare la cosa che funziona. Noi cerchiamo di farlo con i nostri clienti ed è l'unico modo per far sì che poi si arrivi a un risultato soddisfacente per il cliente. Quanto è bella Trafalgar Square, raga? Bellissimo. Sono veramente tanto contento del team, stiamo andando bene, sto mettendo un sacco di ore su Edit Media. Come sapete il mio obiettivo per il 2019 è un altro, ma prima di raggiungere quell'obiettivo Edit Media deve essere automatizzata e deve crescere da solo. Dato che vi devo documentare il percorso, il prossimo obiettivo per Edit Media, che è una delle cose più toste, è il metodo di acquisizione cliente, ossia adesso andremo a testare diverse cose fino a quando non troviamo quella cosa che ci porta clienti tutte le settimane in automatico, e noi dobbiamo solamente gestirle, farle un preventivo e chiudere il servizio e chiudere il contratto con loro. Per farlo, anche con noi come con i nostri clienti, faremo diversi test. Ci saranno dei contest, ci sarà un video su Facebook, ci saranno delle consulenze gratuite che regaleremo, un'ora di consulenza gratuita che andremo a regalare per vedere anche se incontriamo qualche cliente in target. Faremo Facebook Ads, faremo crescita su Instagram, faremo Google AdWords, tutte le cose che servono per trovare il giusto metodo di acquisizione cliente. Una volta che avremo fatto questo, una volta che avremo trovato il metodo di acquisizione cliente, possiamo dire che Edit Media sarà a buon punto per appunto essere abbastanza indipendente, automatica, scalare, e lì si andranno solamente a perfezionare alcune cose. Per fortuna tutti questi processi li ho già fatti con Traslo e ci è voluto 4 volte il tempo che ci sto mettendo con Edit Media, ma piano piano ci stiamo arrivando. Devo dire, sono molto felice di come sta andando anche la collaborazione con Fabrizio Miccoli. La pagina è cresciuta un casino e lui è comunque un grosso personaggio che dovremmo cercare di portare almeno a 200.000 follower al più presto. Ho fatto una scommessa con lui e devo assolutamente riuscirci. Poi ci sono un bel po' di preventivi interessanti da fare. La cosa che veramente ci tengo a far passare è che ogni azienda, ogni percorso è un percorso lungo, complesso, pieno di imprevisti e non è facile. E sono pronto a fare ciò che serve per far sì che funzioni, per far sì che la cosa funzioni. Comunque raga,
qualsiasi domanda avete fatemela nei commenti, scrivetemi in posta, lo sapete, cerco di documentare un po' tutto il viaggio. Can I have a hot chocolate, please? Passare da 2 a 7 persone ad ultimi 7 persone non è facile, raga, ma soprattutto devi essere disposto a lasciare a investire un bel po' di soldi dentro l'azienda e non guardare inizialmente il guadagno. Super importante che i clienti abbiano il servizio, giusto, ed è l'unico modo per costruire un team forte, pensando sempre, come vi dico sempre, a lungo termine. Comunque è venerdì, raga, quindi mi raccomando, uscite, divertitevi, uscite con i vostri amici, non bevete troppo, fate quello che volete come al solito. E io ho la cioccolata, quindi non riesco a fare il solito buona, e quindi buona. Sometimes fast and sometimes slow, they are falling to the ground.